Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano, prosegue il match 2015, Fio ha preso una piccola pausa per festeggiare la grande vittoria nella classifica giovani del Giro d'Italia e soprattutto perché il prossimo anno siamo con la Tinkoff squadra del Tour Mondiale, quindi Fio, il prossimo anno veramente possiamo puntare a vincere qualcosa di grosso. Poi siamo alla Volta di Spagna, perché quest'anno ho voluto puntare, insomma, come farò adesso tutti gli anni, sui grandi giri, quindi chiaramente non ho potuto fare il Tour de France perché era impensabile con una preparazione fatta per il Giro d'Italia. Diciamo che alla Vuelta non siamo super in forma, almeno all'inizio, però teoricamente se i miei piani sono esatti dovrei arrivare in crescendo alla fine, speriamo. Non prometto niente, però l'obiettivo principale di quest'anno era chiaramente il Giro d'Italia. La prima è una cronometro a squadre, quindi come sempre la simuliamo. Vai, simulation rapida, perché il cronometro a squadre è proprio sono abbastanza complicated per il cum. E chiudiamo, già, vabbè, 1 minuto e 8 abbiamo preso d'altronde, lo sappiamo, insomma, cioè, nelle cronometro facciamo cagare. Vabbè, raga, andiamo alla tappa 2. Sali, scendi, scendi, sali, fanculo. Vai, siamo vicini, diciamo, alla salita finale. Già mi piacerebbe fare una buona prestazione qua alla Vuelta. Vediamo un po' come siamo messi. Siamo all'ultima discesa prima della salita finale di questa tappa collinare qua alla Vuelta. Eccolo là, il traguardo. Perfetto, ragazzi. Ora tocca a noi. Caminto del Rey. Sarà una salita, diciamo la prima salita, la seconda tappa non difficile, però insomma che può già dare qualcosa, abbiamo anche un +1, che non è male. E adesso vediamo come siamo messi. Qua qualcuno sta già scattando, cazzo. Il Cume l'abbiamo preso il Cume è stato... Forse ha sbagliato il Cume. Dai, sali adesso, Cume, sali adesso, Cristo. Bravo, Cume, adesso devi partire. Sono partito tardi. Sono partito tardi. Il Cume è partito tardi, purtroppo. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualche posizione. 1 chilometro. Non ce la faccio, purtroppo. Il Cume non ce la fa. Vediamo se riusciamo a beccare noi col podio, almeno tra i primi 10. Sì, i primi 10 sicuri. Sesto posto, dai, non male come inizio. Il polacco sarà un avversario temibilissimo, Rodriguez, Valverde, Daniel Martin, Betancourt sarà durissima anche questa volta. Abbastanza sfavorevole per me, di solito in queste tappe qua non faccio mai bene, però vediamo, siamo 20esimi, dopo 4 tappe, dopo 3 tappe scusate a 1,54 e siamo sterzi nella classifica giovani. Mancano 9 km, siamo a -2, questa tappa non prevedo niente di buono, però chiaramente ci proverò, insomma, come si prova sempre. Comunque la prossima squadra, insomma, con Sagan, me la godo il Tinkoff. Qualcuno sta cercando di andarsene, qualcuno è Sagan, solito porco. Sagan è maestro di queste cose, purtroppo. Io cerco di non perdere contatto, però in realtà siamo ancora tutti qua. Mancano 5 fottutissimi chilometri. Dai Cume, non perdere il contatto per cortesia, Cume sveglia. Non perdere il contatto, porco, per piacere, non perderlo. Dai Cume, non perderlo. Come fa una fatica bestiale, non è in forma questo inizio, lo sapevamo, l'ho detto anche. No, non riesco proprio a stare al passo. Mamma mia, rischio anche di perdere qualche secondo. Valverde se ne va in fuga. Cume in crisi, fioi. Dai, Cume veloce, non perdere secondi, brutto stronzo di merda, dai. Ma no, un Cume pesante, un Cume pesante. Mamma mia, che Cume... bravo Valverde. Ma qua forse... Qualcosina l'ho persa, forse. Mamma mia, veneziano sulle gambe proprio, già la quarta tappa. Calma, calma, non è successo niente, ma stiamo calmi. Questa sicuramente era una tappa sfavorevole per me, lo sapevo già. Di questo video, tappa 6, Cordoba Sierra di Casorla. Vai fioi. Allora, l'abbiamo in testa, qua. La Tinkoff. Saga, fa sempre la voce grossa, cioè non c'è niente da fare. Abbiamo qua la maglia rossa. Però veneziano che se a 0 sembra
avere il passo buono. Speriamo, raga, speriamo. Speriamo, fioi. 15 fottutissimi chilometri, 13 km per la scalata, sarà una scalata impegnativa, ragazzi. Non impossibile, ma impegnativa soprattutto alla fine. E poi sti sali scendi, proprio scorbuti, come mi piace chiamarla. Su quelle tappe scorbuti, che partite così sali scendi che il cume non si trova bene. Purtroppo è così. Per fortuna le borracce ci sono, tutto c'è, e adesso fioi. Noi e Sierra de Cazorla, tappa 6 della Vuelta de España. Non so come si dice 6 in spagnolo, non lo so, proprio lo spagnolo non lo so. Io so solo l'inglese comendiano, ragazzi, che è una lingua molto curiosa. Tensione incredibile il Cumeto che vuole vincere almeno una tappa anche alla Vuelta per fare una vittoria nel giro, almeno una vittoria nel giro e almeno una vittoria nella Vuelta. Vediamo. Attenzione, teniamoli tutti d'occhio, sti allora, c'è anche c'è Pippo Gilbert. Pippo Gilbert non è da sottovalutare, Pippo Gilbert, ragazzi, è un... Nelle tappe di collina Gilbert è un fenomeno. Andiamo un attimo più veloci, possiamo permettercelo, siamo tanto qua. Attenzione a Peter Sagan. Sagan prova ancora a fare la voce grossa. Ma teniamo senza dover scattare. Io aspetterei ancora troppo presto. Adesso arrivano scalate dure, ragazzi. Prova a partire Martin, attenzione, se parte Martin devo svegliarmi anch'io. Se parte Martin devo svegliarmi anch'io, come svegliati. Brutta porco. Contrattacca by sto cazzo. Vai Cume, se devi involarti Cume. Un E6, il Cume deve provarci adesso, il Cume ci prova prima, il Cume tenta prima un'impresa disperata, 9-2 dipendenza, vai Cume, 9-2 dipendenza, 13-3, se il Cume fa questa è un'impresa che va al di là di tutto, il Cume ci sta provando in tutti i modi, vai Cume, regalacela, attenzione Welles, alla fine sta crollando il Cume, crolla neanche il podio, quarto posto. Ma grandissimo spunto di veneziano con parametri molto inferiori a quasi, cioè VL in 75 pianura, 76 montagna, 82 collina e 81 accelerazione. Signori, il Cume sta facendo imprese storiche con il penultimo livello difficile, che non è il massimo, però insomma, che sbarro, non è facile questo gioco, ve lo assicuro. Grande Cume, da applausi, il Cume ha fatto un'impresa, a 300 metri eravamo ancora primi. Sono crollato alla fine, forse sono partito quell'attimo prima che mi ha consentito di andare in vantaggio, ma poi alla fine sono crollato. Però ragazzi, quei parametri che hanno sti stronzi che sbocciami, qua appena dei parametri più alti potrei fare l'impresa, però nel ciclismo non si sa, basta una caduta e sei fuori da tutto. Sicuramente penso di essere primo adesso nella classifica giovani, anzi sicuramente. E vediamo nella generale, mi piacerebbe essere finito nel top 10, ma la vedo ancora dura perché comunque siamo 18esimi a 2 minuti e 47, la vedo un po' dura essere insomma in top 10, però c'è qualcuno che deve ancora arrivare, ragazzi, questo stronzo. Mamma mia, 56, ma che cazzo è sto qua, mamma mia. Poveretto. Ma grandissima prestazione dell'asso italiano. Grande sto Wellens, pericoloso, individuale, no, non siamo ancora chiaramente dei primi 10, appunti non ci siamo, montagna non ci siamo, ma nei giovani non ci credo, 18 secondi, ancora primo sto Sedic, mamma mia, oh, con le puttanelle sul podio, vabbè. 13esimi siamo, 13esimi, però ragazzi, grande Cume. Raga, un saluto dal Cumentone veneziano, nel prossimo video andiamo alla parte centrale della Vuelta de España. Ciao!